Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti e siamo contenti perché dopo, non so se qui ha grandinato, la grandinata che c'è stata in generale, oggi c'è un po' di sole e siccome siamo contenti vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. E di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di sicurezza, in particolar modo sull'uso delle armi. E perché? Perché prendiamo spunto da questa sperimentazione che c'è in alcune città italiane dell'uso della pistola elettrica. E ci aiuterà a difenderci meglio. Se poi l'uso sarà positivo potremo comprarla, acquistarla e non solo, insomma ci chiediamo tante domande proprio sull'uso delle armi per difesa. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Erika Stefani, senatrice della Lega Nord, benvenuta. Buongiorno a tutti. Poi il piacere di avere in studio con noi Marco Piovan, presidente del Tiro a Segno Nazionale di Padova, benvenuto. Buongiorno, Ma ricordo, grazie. perché gli fa piacere ed è una medaglia da puntare, lei è anche consulente balistico, è il Sì, suo lavoro, quindi sì. insomma un super esperto. Super esperto, c'è sempre da imparare, però insomma mi impegno molto per essere preparato. Insomma. E preciso. E doveva essere con noi Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico della Regione del Veneto, ma ha avuto un disguido a causa di un treno, ma insomma può capitare. E allora cosa succede? Succede che in alcune città d'Italia, tra cui ad esempio Padova, è stato deciso di dare una sperimentazione con questa pistola elettrica e da lì si sono aperte le polemiche, perché chiaramente da una parte i sindacati dicono ma bisogna che questi uomini siano preparati, dall'altro è una cosa sicura perché poi l'Amnesty International e l'ONU l'hanno condannata come arma altamente pericolosa. Insomma ci sono sempre molte polemiche quando si fanno si inseriscono delle novità, Erika Stefani. Il fatto è che comunque la gente vuole sentirsi più difesa e magari anche l'uso della pistola elettrica permette meno grane agli agenti delle forze dell'ordine durante un inseguimento, durante la loro funzione, insomma, lei cosa pensa? L'uso delle armi è sempre una tematica che ultimamente poi è stata oggetto anche di speculazioni, prima ne parlavamo anche con il Presidente. E parlare anche della pistola elettrica, ne abbiamo parlato anche durante l'ultima legislatura in un interludio in Commissione Giustizia, e parlare della pistola elettrica come una forma di deterrente o comunque di uno strumento che possa essere utile alle forze dell'ordine per cercare quantomeno di fermare. Ora, mettiamoci nei panni del carabiniere, del poliziotto che sta magari facendo un inseguimento a piedi. Ora, per fermare uno, cioè, dici che hai l'arma, intimi l'altro. Sparare in aria è pericoloso, so che è pericolosissimo sparare in aria e sono anche invitate anche le stesse forze dell'ordine a non farlo per la paura poi della caduta del proiettile dall'alto. Come sparare giù, sulla terra, la stessa cosa, no? Giusto alto e basso? No, se si spara per terra il terreno deve trattenere il proiettile e non creare rimbalzi. Se non fare rimbalzi. Ecco, è come riuscire a fermare uno, se non lo fermi con la forza della tua volontà, magari con qualche forma strana, sparare non puoi sparare. C'è chi diceva ma se noi avessimo questa pistola elettrica potremmo magari a una distanza ravvicinata poter colpire magari l'individuo, oppure altri dicono magari usare magari i proiettili di gomma, al di là che il proiettile di gomma può far male lo stesso. La pistola elettrica potrebbe fare male lo stesso, perché mettiamoci ovviamente in un mondo italiano, giuridico italiano, che è sempre borbonico, ampolloso e dove ci si perde nelle virgole, mettiamo che il delinquente sia magari un cardiopatico. Non ha paura di andare a rubare, dico io, che magari un po' di crepacuore. Tu lo colpisci con una scarica elettrica, muore. Può morire, perché ne sono morte mille di persone da quando è un omicidio colposo? È un omicidio colposo o diventa un omicidio, voglio dire, intenzionale perché tu hai voluto sparare? Ecco, sono sempre delle situazioni veramente molto difficili e molto difficili. In un panorama poi come quello italiano dove si sta facendo speculazione politica su ogni tema, dove invece di trovare delle soluzioni si vuole fare sempre campagne elettorali ovunque. Come la questione delle armi sono state demonizzate
quando si parlava di legittima difesa, allora si è subito storpiato il messaggio del tipo armiamo tutti, tutti sparano e appena uno... Poi c'era stata la questione dall'alba al tramonto, sembrava un film di Tarantino. Ecco, queste sono sono state le questioni più assurde, diciamo, comiche, no, questa è stata addirittura comica, questa è stata addirittura comica perché Crepuscolo si interrogava sul concetto del tempo di notte. Il tempo di notte, quando è il tempo di notte, se uno poteva sparare se sul tempo di notte. Se è primavera, insomma, la stagionalità dell'arma. Comunque, insomma... per svilire quello che invece poteva essere comunque una soluzione. Una soluzione delle armi si deve parlare. Io penso, infatti, io sono stata contentissima che ci è arrivato questo invito per oggi di parlare di questo tema, armi, perché se ne deve parlare comunque. Perché in Italia ci sono, non è come succede negli altri paesi europei, penso alla Germania, ci sono 26 milioni di armi che girano, in Italia non si capisce mai quale sia il dato vero, c'è chi dice 8 milioni, chi dice fino a 12 milioni, è un mondo molto paludato, ma io vi ricordo anche che abbiamo il nostro sito su Facebook, se volete postare. Allora, una signora dice: purtroppo siamo sempre più indotti a pensare che armarsi per difendersi sia l'unico modo per sopravvivere, ma la difesa è sempre legittima. Siccome lei è anche avvocato, la difesa è sempre legittima, perché le persone poi magari hanno anche un'arma in casa, magari, che ne so, la vecchia lo schioppietto del nonno, non so come chiamarlo, cioè, perché di armi ce ne sono che girano, no? Sì. Lei ha avuto in eredità dal nonno, per carità, detenute legalmente denunciate. Però, insomma, le persone forse hanno anche bisogno di sentirsi tranquilli a casa loro, no? Certo. Stefani? Forse quello che dobbiamo cambiare è proprio un impianto la concezione stessa della legittima difesa. Noi la chiamiamo la legittima difesa come per dire che c'è sempre un'offesa e ci sono solo in alcuni casi in cui la difesa può essere legittima. Se noi passiamo in un ordinamento come quello statunitense, vi è invece un messaggio che c'è un diritto alla difesa. E quando noi vediamo nei telefilm, nei film americani, dove ci sono queste porte di legnetto con ste zanzariere che fanno da difesa, sì, dove non vedi una porta blindata neanche a pagare oro, e pensi che sia un trucco cinematografico, invece è una realtà che esiste. E esiste perché c'è un ordinamento diverso, dove la difesa è un diritto e dove la violazione di domicilio è un reato grave. Bravissimo. E ciò porta a diversificare il tipo di criminalità. Non hanno quel tipo di criminalità che è il furto in appartamento, cioè o il furto in villetta o il furto che poi dopo, voglio dire, negli ultimi anni purtroppo l'abbiamo visto come è andata a finire. Io ricordo sempre che Gorgo al Monticano, secondo me in Italia è stato un momento di grande spartiacqua, in cui abbiamo conosciuto una violenza molto grossa e lì la gente ha cominciato, insomma, ad armarsi un po' di più. Allora, 0422 16 798, sono diminuiti i cacciatori, sono aumentati gli amatori dell'arma d'uso sportivo, e lei ne sa qualcosa. Nel frattempo poi il nostro collega ci manda anche le immagini del taser, perché sì, del taser, insomma, dipende poi la pronuncia come uno vuole dirla, comunque pistola elettrica. Lei ha paura che questa cosa possa prendere piede in Italia? L'uso della pistola elettrica? No, bisogna fare delle considerazioni successive, e quando si parla di armi bisogna essere estremamente chiari ed estremamente concreti anche nel citare dati, perché c'è una grande confusione, c'è anche difficoltà in certi ambiti ad attingere a dati concreti. Sì, infatti già non sappiamo quante armi ci sono in Italia, esatto, l'unico paese d'Europa dove non si sa. Tutte le armi legalmente detenute sono censite, sono tutte registrate, per cui per il Ministero dell'Interno fornire questo dato non sarebbe certamente un grosso problema. Tornando alla questione dell'adozione di questa pistola del taser da parte delle forze di polizia, bisogna prima fare una considerazione di base, cioè le forze di polizia si trovano a operare certe volte in condizioni estremamente difficili. Diciamo che, per fare anche un attimo di chiarezza, hanno in dotazione le manette da molto tempo, però da noi assistere a un ammanettamento fatto tecnicamente in modo corretto da un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria
è una cosa che sconvolge, e quindi qua bisogna tanto chiarire che i compiti di polizia devono essere rispettati, ci vuole senso civico. Io mi ricordo sempre che quando ero alle scuole elementari si parlava, ti insegnavano a salutare tutte le persone in divisa, perché c'era una forma di rispetto. Adesso pare che le forze di polizia siano i nemici della popolazione, dei buoni come dei cattivi. E quindi, tenendo presente che i compiti di polizia sono molto delicati e a volte molto difficili da assolvere, perché bloccare una persona, ci sono persone alterate, ci sono persone che fisicamente sono molto prestanti, per cui io ho molti amici nelle forze di polizia, ci sono racconti di risse tra una montagna di poliziotti e carabinieri che cercano di bloccare un energumeno magari alterato dall'alcol o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Quindi riconoscere l'importanza di questo ruolo è fondamentale. Quindi in seconda istanza bisogna fornire alle forze di polizia, dotare le forze di polizia di strumenti idonei e anche di protocolli di intervento importanti. La pistola taser non è un oggetto nuovo, non è uno strumento nuovo, perché risale se non sbaglio al 69. Sì, nel 69 è stata strutturata e inventata in uso dagli anni 90 sulla persona. E ci sono state diverse evoluzioni tecniche. Lo scopo era sicuramente quello di fornire alle forze di polizia o gli utilizzatori di queste armi, nei paesi in cui sono legittimamente detenibili, di strumenti non letali. Però è stata classificata poi come arma letale dall'ONU, da arma propria da noi, ma la questione normativa non propria o propria, quindi, perché dopo anche lì. E quindi è soggetta a tutte le limitazioni per l'acquisto, a parte che in Italia è vietato, no? il divieto anche di portarla, cioè averla a livello domestico per un civile non la trovo una gran soluzione, perché il civile, anche ammesso che fosse legalmente autorizzato a detenere e utilizzare nell'ambito della sua abitazione quest'arma, e dopo quando bene ha colpito l'eventuale aggressore, che cosa succede? Che cosa può fare? Se lo ammanetta e riesce a legarlo per più di 20 minuti diventa sequestro di persona, il malvivente ti fa causa, cose che sono capitate, ragazzi. Bisogna poi fare una preparazione specifica molto attenta, e questo sarà fatto anche sicuramente per le forze di polizia. Però comunque le forze dell'ordine, sapendo la telefonata, daranno anche questa telecamera che si attiva nel momento in cui, quindi insomma c'è una doppia garanzia. Certo non vorrei essere io la gente che la usa, perché poi sono grane, sono sempre grane appena sganciano una pistola. Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Volevo sparare un bacione alle due signorine. E ci sta il termine sparare oggi, ci dica tutto. Ho solo una considerazione da fare, che spesso avere un'arma non vuol dire offendere, perché ci sono dei modi subdoli, a maggior ragione su un minorenne o altro, di indurre al suicidio, di indurre a atti che possono portare all'autolesionismo o a altri comportamenti che sono deleteri poi per una persona. Quindi la difesa va fatta a 360 gradi, non solo con le armi e con altro, a maggior ragione con il cervello. Arrivederci. Grazie. E allora, poi dopo commenteremo. Ricordo 0422 16 26 798, ma voi cosa ne pensate? È giusto secondo me avere un'arma in casa? La vorreste tenere, non la vorreste tenere? Vi dà più garanzia, più sicurezza? Beh, noi torniamo dopo la pubblicità e continuiamo a discuterne. Diteci anche se vorreste avere, che ne so, una pistola elettrica, perché vi dà magari più serenità. C'è di tutto. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 0422 16 26 798. Allora, secondo voi è giusto avere delle armi, usare delle armi per difendersi? E se ci fosse l'opportunità, l'occasione di avere una pistola elettrica, la potreste tenere in considerazione come idea, tenerla in casa? Vi sentireste più sicuri? Siamo qui, prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, buongiorno a lei conduttrice e ai suoi ospiti. Io volevo accodarmi alla riflessione che faceva l'ascoltatore poc'anzi, e cioè, a mio parere, uccidono a volte più le parole che le pistole e qualsiasi tipo di arma, anche vedendo certe manipolazioni di notizie che danno certi giornalisti
che gonfiano o discreditano questa o quella parte, e io credo che a lungo andare tutto questo non faccia altro che influenzare negativamente la popolazione, quella popolazione che ormai è stanca, è snervata. E guardate, al di là delle polizie, dei carabinieri eccetera, delle forze dell'ordine che fanno il loro dovere, noi non ne possiamo più di tutte queste distorsioni, queste manipolazioni che, come ho detto, non fanno altro che inviperire e incattivirci noi che siamo popolazione, e che, guardate, noi non possiamo nulla, perché addirittura se in certe trasmissioni abbiamo voce e poi ci tiriamo fuori di una virgola, ci tagliate spesse volte anche l'audio. Grazie. Grazie. Poi diciamo che qui insomma siete anche tranquilli, perché qua non si taglia nessuno, andate sempre in onda, però tutte e due insomma le telefonate vanno nella stessa direzione, senatrice Stefani, cioè nel senso che dicono però attenzione, non c'è solo il problema delle armi, il problema delle parole, adesso colpa un po' dei giornalisti, anche oggi hanno preso parole, vabbè, ieri era la giornata internazionale della libertà di stampa, è finita, oggi è un altro giorno, e quindi bisogna comunque che le persone si rendano conto che anche le parole sono peggiori dell'arma, no? L'istigazione al suicidio. I due telespettatori stanno toccando un tema che in verità devo dire che sento anche molto personalmente, avendo un tipo di modo di esporre il mio stesso che cerca di essere il più possibile moderato e cerca magari di affrontare i problemi nella loro concretezza. E che, come si vede, la politica, come tanti temi che vengono trattati in Italia oggi, sono sempre degli estremi comunicativi, come se sempre si avesse una telecamera davanti. E è un po' un deficit di quello che sta dimostrando anche l'attuale politica, la politica nazionale, dove più che non risolvere il problema deve cercare di dare una risposta mediatica alla popolazione, e a cercare la risposta mediatica nella popolazione fai degli slogan, è come se uno vivesse sempre di slogan. Ora, quando invece sedendosi a un tavolo fra persone ragionevoli e parlando veramente di temi nel concreto, è facile magari, dico facile io magari, si possono anche trovare delle soluzioni. E che per fortuna vedo la gente, la popolazione, i nostri cittadini si stanno accorgendo del bluff, di certa politica, dove si vive di propaganda, si vive di comizio, come se sempre tu fossi in comizio. Il comizio, l'agone politico ha una specie di disciplina, non di regola, di non regola, no? E invece poi la politica deve essere qualcosa di molto serio. Ricordo sempre vecchissime parole, non sono mie, ma appartengono di chi ha costruito la Repubblica Italiana, quando diceva che il politico guarda le prossime elezioni, lo statista guarda la prossima generazione. E quello che non si sta guardando è quella che è la visione, il futuro di una nazione, la famosa programmazione che sì. Manca sempre, Stefani, da noi, non si sa perché, ma non mancano le politiche, si fa politica e non si fanno le politiche. No, dove la politica, ripeto, è il comizio. Le politiche è dire, ok, in Italia che cosa pensiamo sull'agricoltura, qual è il nostro obiettivo sul turismo, qual è il nostro obiettivo sulle armi. Che ci sta. No, sulle armi bisogna parlare, nel momento in cui parli di armi ti si crea subito il comitato no armi, il comitato pro armi, dove si scannano fra di loro in piazza, dico in modo esemplificativo, e dove non trovi mai nessuna soluzione perché diventano delle barriere, un po' come i vaccini, no? Allora, così stiamo morendo di epidemie, c'è un'epidemia una dietro l'angolo, e altri dicono no, i vaccini sono pericolosissimi, appena me lo somministra il bambino muore. Cioè ci sono delle posizioni che sono estremamente antagoniste. Diciamo che sono le posizioni perché al di là di tutto, poi se dopo ti capita in casa la persona che ti fa visita, allora poi diventi testimone di te stesso e dici sì, forse avrei usato un'arma, non l'avrei usata. Bisogna trovarsi nelle situazioni anche. Però conoscere le norme, come si parlava adesso col Presidente, dice di armi si sta parlando ma senza cognizione di causa. Perché magari mi auguro che un futuro governo prenda in considerazione degli esperti quando magari fa anche qualche legge, no? Se avrà fatta qualche legge. Prendo la telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto? Non sento tanto. Pronto? Non mi sente tanto. Pronto? Adesso sì, buongiorno. Buongiorno, ecco, io ho abbassato il volume perché sennò non si sentiva. Volevo fare i complimenti per la trasmissione e anche per la competenza della signora Stefani.
sinceramente parlando, trovo ormai la situazione che stiamo vivendo nel nostro paese veramente ai limiti della sopportazione, perché abbiamo tutto contro, sia noi cittadini sia anche le forze dell'ordine, perché nel momento stesso in cui la sicurezza personale o addirittura della famiglia viene a essere lesa o minacciata, io ritengo che sia opportuno e giustificato al massimo trovare una soluzione che può essere anche una difesa sia con armi che senza armi, perché quando viene messo in gioco la sicurezza della persona bisogna assolutamente fare in modo che nessuno abbia il diritto di avere la meglio sul prossimo. Cioè, voglio che la mia famiglia sia sicura. Sì. Giusto, dice, voglio che la mia famiglia sia tutelata, oggi, con le armi o senza armi? Sì, ma anche un'altra cosa, oggi parlate delle armi, ma quando parliamo anche della violenza sulle donne, alla fine, quando c'è questo reato, la pena non è mai sufficiente. Abbiamo una legislazione in Italia che fa veramente schifo, stiamo andando verso il caos assoluto. Io la ringrazio perché ha messo insieme due tematiche che sono molto importanti. Tra l'altro domani si celebrano i funerali di Pamela, quella ragazza di Macerata, e da lì poi si è scatenato anche tutta la questione sulle armi, perché il soggetto che ha sparato deteneva armi, mi pare fino a 6 armi per uso sportivo, quindi bisogna anche, quando qualcuno viene nel suo centro, nel vostro centro, che gli si faccia anche una idea, perché quando si salta la mosca al naso diventiamo tutti un po' sceriffi, no? Basta che uno ti tagli la strada mentre sei in macchina, diventi un guerriero che ti trasformi, no? Per uno stop mancato, si diventa molto aggressivi. Sì. Come fate voi? Allora, c'è tutta un'idoneità, ma lei nella sua grande esperienza, perché bisogna dire che lei ha una grande esperienza, anche se lo psicologo, anche se tutti i controlli sono stati passati, si farà un'idea di chi ha davanti? Certo, ma allora, nella nostra struttura, nelle strutture del tirassegno nazionale, dove si fa la formazione di base per tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla detenzione o ad acquisire un titolo di una licenza di porto d'armi, si cura molto tutta l'informazione sull'aspetto normativo, perché noi dobbiamo seguire dei protocolli che sono quelli impartiti dalla nostra federazione, l'Unione Italiana Tirassegno, che ogni anno aggiorna quello che si chiama il manifesto, dove sono elencati tutti i contenuti che nei corsi di formazione dobbiamo proporre con il nostro personale specializzato e abilitato a chi ci chiede questo tipo di servizio. Devo dire la verità, nelle strutture del tirassegno, io le frequento, quello di Padova da moltissimo tempo, ma anche altre sezioni del Veneto o italiane per l'attività agonistica che ho svolto, ma anche non solo nel tirassegno nazionale come disciplina UITS, anche in altre federazioni, perché io faccio parte anche della federazione di tiro dinamico sportivo, io ho sempre visto un grande controllo, cioè mediamente le persone che praticano queste varie specialità nell'attività di tiro sono persone estremamente controllate, intanto perché si comincia fin da subito ad applicare una disciplina molto rigida, perché le armi sono strumenti potenzialmente pericolosi, bisogna conoscere lo strumento perché questo non sia pericoloso per chi lo utilizza e per le persone che sono vicine a questo. Però oltre alla conoscenza dell'arma c'è tutto un atteggiamento di grande rispetto e di grande attenzione quando si ha un'arma in mano e quando la si usa. Anche perché dentro un poligono, sa mai che uno va via un po' come Trebisonda, si gira, c'è un'arma, sì, questo purtroppo anche qua si cerca spesso di fare confusione, perché anche le richieste di certificazioni sanitarie, quando succedono questi eventi si va sempre a verificare chi è stato a firmare il certificato per l'idoneità ad acquisire il documento, all'iscrizione al centro sportivo di tiro. Il problema è un altro, non si può pensare che tutti i tiratori, tutta la popolazione sia fatta da potenziali matti. È vero che può succedere ma i problemi sono quelli della società, delle difficoltà che si trovano ad affrontare certe persone. Però, che li mettono... Scusi, lei magari c'è una persona che negli anni è sempre normale e poi a un certo punto
si arrabbia molto con la società, col governo, con la politica. Abbiamo visto, no, anche a Roma quella volta che quella persona sparò agli agenti, cioè le persone non si conoscono mai fino alla fine, giusto? Sì, ma questo rimane comunque una possibilità, che ci sia la persona che perde il controllo e che decide di mettere in atto un atto violento nei confronti della moglie, del parente, di altre persone, è sempre possibile, perché molte volte non è facile, ma neanche per gente che è predisposta e preparata. Psichiatri, psicologi che valutano queste persone, a volte le valutano in modo normale, perché questi accessi sono, si dice in modo poco tecnico ma efficace, dei raptus. Improvvisamente c'è questo momento. Però mi posso permettere, però a quel punto lì, di fronte a un raptus, l'arma diventa il coltello di cucina, il sasso, il cenere, anche la pignata, ma mi ricordo Pietro Maso ammazzò con delle pentole i genitori, è giustissimo, non c'è un nesso tra la detenzione dell'arma e poi l'eventuale uso illecito di questa in caso di queste situazioni di sofferenza. Però abbiamo visto molto spesso, almeno nella cronaca, guardie giurate o comunque che hanno ammazzato a pistoletta. Sì, ma anche poliziotti e carabinieri, purtroppo, militari. È successo anche con, ricordatevi, la Germanwings, il pilota che si suicidò. Sì, ecco, esatto. Cioè, le cose non sono prevedibili, però mi riaggancio a quello che ha detto il signore che ci ha chiamato, una situazione che dice il limite della sopportazione per la popolazione. Dice posso difendere come cavolo voglio la mia famiglia, le mie pertinenze, le mie cose, e poi ha fatto anche un accenno sulla violenza sulle donne. Allora vi voglio ricordare che nel 2017 su 355 omicidi 140 sono stati femminicidi. Allora tutto questo si inserisce, come abbiamo detto, in una questione anche di violenza. Siamo diventati anche un po' più violento, più insofferente, non ne possiamo più, e quindi facciamo fatica a mediare. In commissione femminicidio, quella che è stata istituita, la commissione di inchiesta qua nell'ultima legislatura, commissione della quale ho fatto parte, non si è parlato esattamente di un aumento di dato statistico, perché dipende sempre da come i periodi storici un fenomeno viene più o meno valorizzato dal punto di vista ovviamente mediatico. E hanno sempre, appunto, sembra una roba brutta, hanno sempre ammazzato le donne. Delitto d'onore. Sicuramente c'è una situazione esacerbata, perché abbiamo un problema adesso di equilibrio sociale, chiamiamolo pure sociale. Quando ci sono problemi economici diventano poi dei problemi sociali. Quando non vi sono i denari in casa e quando si fa fatica ad arrivare a fine del mese ci sono delle tensioni anche familiari, e non per niente io faccio l'avvocato e purtroppo, insomma, si devono gestire anche delle questioni di diritto di famiglia, e vedi che spesso nascono anche da questioni economiche, nel senso che ovviamente una situazione di difficoltà economica esacerba delle situazioni, nascono degli asti dove se una volta il marito ti lasciava il calzino per terra, lo lasciavi anche passare, dopo quando hai dei problemi ti dà fastidio anche il calzino per terra. E quindi di certo c'è un cambiamento anche della nostra società. Però quello che diceva prima il telespettatore, che ha fatto una considerazione giustissima, adesso noi parliamo di armi, come se la legittima difesa per esempio fosse solo una questione di uso di armi. Ora, la più grande e la più utile arma che hanno i cittadini come le forze dell'ordine dovrebbe essere la legge. Cioè, è la più grande arma è la legge. Quello che manca in Italia è una legge efficace. È inutile che diciamo al carabiniere ma ti diamo la pistola elettrica invece che la pistola con i proiettili di gomma per vedere se riesce a fermare il criminale o non fermare il criminale. Ma il carabiniere, il poliziotto che esegue l'arresto o che pensa che lo può eseguire e sa che poi il giorno dopo questo è libero, signori, guardate che frustra anche la forza dell'ordine, sono esseri umani quelli, sono esseri umani che magari espongono anche la propria vita. Demotiva nella professione. Assolutamente. La sensazione che sta passando ai cittadini purtroppo è questa. Io non so se è la questione dell'arma o non è l'arma, è che il cittadino si sente indifeso perché continua a esserci, ovviamente la notizia, perché è vera,
che la galera ormai non è più una ipotesi considerata nel caso di crimine. Ma ci vogliono che almeno 3 anni, cioè devi fare qualcosa che supera i 3 anni, poi ci siamo fino ai 5 anni, fino ai 5 anni. Dai 5 anni in su dove c'è la possibilità. Noi ci siamo sentiti per una trasmissione tempo fa, poi amaramente, poi c'è chi ha detto è giusto che lavorino o non lavorano anche chi sta in carcere, e amaramente abbiamo scoperto che si versano anche i contributi, quindi se stai 40 anni in carcere... Ma è giusto che lavori, ma no che prendano degli stipendi che prende quello fuori che sta lavorando in metalmeccanica o dentro una anche conceria. la pensione, perché lo Stato gli versa l'indennità di pensione. Torniamo dopo la pubblicità, poi abbiamo i post 0422 16 26 798, siamo qui, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Sapeste cosa è uscito durante la pubblicità? 0422 16 26 798. Allora, se voi avete un'arma a casa, la usereste? Pensate che una pistola elettrica sia meglio di una pistola normale, con le normali munizioni? Siamo qui, aspettiamo le vostre osservazioni, come hanno fatto anche gli altri telespettatori. Allora, questa è la pistola elettrica, a parte che per impugnarla ci vuole anche un certo physique du role, no? Perché non è, sembra proprio maneggevole a vederla. No, è abbastanza vicina all'impugnatura di un'arma. Gialla, il puntatore laser ce l'ha, ha 2 dardi che escono, e questi 2 dardi si vanno a collocare, non importa che venga colpita una parte, eccolo qui il dardo, che venga colpita una parte diciamo scoperta, passa anche attraverso i vestiti, ha questa scarica insomma ad alto voltaggio ma a basso ampere, e quindi questa cosa è una cosa importante da sottolineare. Durata della scarica di 5-10 secondi, con alternanza, contrazione dei muscoli, qui la persona si blocca, si paralizza e consente l'ammanettamento. Gli effetti non sono costanti, perché poi teniamo presente che anche per la pistola elettrica, la taser, se il soggetto ha caratteristiche diverse, cioè corpulento, o è eccitato oppure ha anche delle patologie, questo poi si riconduce, si riconduce poi all'effetto finale, perché si parla di decessi e ci sono dati. Prima il collega ha mandato in onda l'immagine, perché sono i dati reali degli Stati Uniti. Allora, negli Stati Uniti quelli che voi vedete sono tutti morti taserizzati, cioè tutte le persone che sono morte a causa dell'uso del taser. Poi vedete le grandi città, la costa ovest, Los Angeles, piuttosto che la costa est, quindi sono morte circa 1000 persone tra gli Stati Uniti e il Canada, però insomma quante persone anche sono morte perché sono state inseguite. È difficile però stabilire se sia solo l'effetto della pistola, perché quasi sempre, molto spesso ho letto, mi sono un po' documentato, i decessi sono associati a situazioni particolari, cioè lasciamo stare il portatore, il pacemaker, che è l'esempio più semplice, ma anche chi il pacemaker, il presidente sta a casa, non va a rubare, purtroppo è così, ma molti sono alterati, è vero, è giustissimo. Poi bisogna vedere se è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, allora il cuore accelera di più, di meno, sono tante problematiche. Dicono dal nostro Facebook, dice: secondo me per tutelare la propria sicurezza, soprattutto per noi donne, è giusto armarsi con qualcosa di appropriato e deterrente. Ma che cosa si può utilizzare? Allora, caro Presidente, spray peperoncino sì e no. Allora, lo spray al peperoncino è un altro elemento che è stato oggetto di grandi discussioni, ma ancora una volta di poca conoscenza tecnica concreta. Intanto a livello nazionale c'è una normativa che prevede dei limiti precisi per i prodotti legalmente vendibili e detenibili e portabili nella borsa piuttosto che in tasca da chi eventualmente volesse usarli, e sono la capacità, che non deve essere superiore ai 20 millilitri, la percentuale di oleoresum capsicum, che è il principio, che non deve essere superiore al 20% e non superiore al 10%, scusi, e non oltre il 2,5% di capsicina, che è il principio chimico elementare. In più deve non contenere sostanze infiammabili per non creare possibilità di vampe di fuoco, e non deve avere un getto superiore ai 3 metri. Allora, per un uso, chiamiamolo efficace, tattico, è brutta la parola, però stiamo parlando di un confronto tattico,
E sarebbe opportuno che il getto del principio fosse molto ristretto, si parla di getto balistico, cioè che lo spruzzo fosse limitato. Invece la maggior parte di questi prodotti nebulizza, crea uno spray che, se c'è un filo di vento al contrario, può arrivare in faccia a chi lo spara. In un contesto domestico non è pensabile di sparare il peperoncino, perché poi tutti quelli che sono nell'ambiente sarebbero contaminati e quindi subirebbero gli effetti di questo. Come è successo a Torino, no? Che era quella banda dedita che in piazza ha fatto scappare tutta quella gente. Nel periodo della partita, poi scappando, ha creato l'effetto panico ed è venuto fuori. Quindi diciamoci, se una donna è a casa e ha comprato una bomboletta di questo peperoncino che è in vendita ovunque praticamente, cosa dice? È meglio usarlo o non usarlo? No, lo vendono nelle armerie in certi negozi specializzati. Anche al tabacchino ho visto. Quelli autorizzati, quindi che rispettano queste caratteristiche, dopo c'è anche l'etichettatura che deve prevedere una serie di indicazioni, deve essere sigillato, ci sono anche altri parametri che sono verificati e normati. E il problema è, cioè, io personalmente dico, ma la stessa cosa vale per il taser o per uno storditore elettrico che non sia a proiezione dei dardi, e lo stesso vale per un'arma da fuoco qualsiasi. Cioè, se uno dovesse decidere di detenere uno di questi strumenti per la propria difesa domestica, in ambito domestico, secondo me il dovere, ma deve mettere in preventivo un impegno abbastanza consistente, di prepararsi all'uso. Prepararsi non vuol dire nell'uso delle armi riuscire a colpire il bersaglio facendo una rosata stretta, ma saper usare l'arma, maneggiarla in condizioni di stress senza errare e poi far partire i colpi. Quello che succede normalmente molte volte sono incidenti dovuti a assoluta imperizia. Perché nella concitazione nel momento io penso, se qualcuno ti entra in casa e se è l'ansia, l'adrenalina, sei concitato. Per l'effetto della paura entra in gioco il sistema simpatico, che è il sistema di difesa, cioè quello che scatena le reazioni di fuga nel caso in cui si decida di fuggire, quindi c'è un potenziamento fisico, fisiologico generalizzato, per cui uno ha più forza, ha più, cioè tutta una serie di effetti adrenalinici, perché l'adrenalina è l'ormone che determina tutti questi effetti. Però si perde il controllo fine, cioè uno non è più in grado di compiere quei gesti manuali e perde la capacità decisionale immediata. Però, insomma, io penso una donna che si tiene lo spray dentro la borsetta, è meglio usarlo o non usarlo, cioè lei che consiglio darebbe onestamente? Al di fuori dell'ambiente domestico, dove, ammesso che uno sappia fare una valutazione, che se c'è la corrente d'aria è meglio non pomparlo, perché se lo fa partire arriva in faccia a chi lo utilizza. Ci vogliono queste minime capacità di valutazione, è difficilissimo da utilizzare. Infatti c'è una signora sul nostro Facebook che dice deterrenti o no, altrimenti ma che soluzioni abbiamo? Allora, ci sono anche altre soluzioni, quelle che sono molto simili, poi tra l'altro... Chiamare lei perché è un esperto, dico, guardi, sono amica di Marco Piovani, presidente del Tiro Nazionale. No, assolutamente. Ma ci sono per esempio delle piccoli segnali acustici molto intensi, cioè delle sirene, tipo quelle che usano anche negli stadi, con bombolette molto piccole, e fa rumore. Cioè, se questo può essere sufficiente, però bisogna vedere il livello di determinazione e la situazione nella quale si verifica questo tipo di aggressione. Comunque anche usare un'arma richiede necessariamente una preparazione idonea che, devo dire, conoscendo e frequentando molto anche gli ambienti di polizia, anche le forze di polizia a volte non hanno in misura adeguata, perché è impegnativo come tempi, come organizzazioni delle amministrazioni, dei vari enti, parliamo di guardie giurate, di istituti di vigilanza, è un impegno perché ha dei costi, richiede dei tempi, e purtroppo questo è una cosa che richiederebbe una grande specializzazione proprio per evitare di abusare di queste insomma non siamo tutti tiratori scelti, mettiamola così, è difficile, però è così, è un dato di fatto. Allora noi torniamo dopo la pubblicità, 042216269798. Allora se volete dirci la vostra siamo qui, aspettiamo le vostre telefonate, a dopo.
Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 1626 798. Allora, qual è il problema? Come ha detto anche una signora sul nostro Facebook, ma che soluzioni abbiamo, Stefani? Perché supponiamo che siamo bravi, ma è impossibile, come il nostro presidente Piovan, e abbiamo un'arma in casa, ma che soluzioni abbiamo nel momento in cui siamo aggrediti? Che tutele abbiamo anche, perché c'è poi il problema di noi, come veniamo tutelati. Beh, come membro della Commissione Giustizia faccio fatica a fare lezioni magari di difesa personale, non penso che siano questioni di difesa personale ovviamente. È inutile stare qui a fare gli appelli all'attenzione e quant'altro. Io ovviamente mi occupo di quello che è la mia materia, il mio ambito e i temi che ho portato avanti negli ultimi 5 anni nella passata legislatura, ovvero la Commissione Giustizia ha trattato vari provvedimenti. La maggior parte dei provvedimenti erano dei provvedimenti dove sono previsti dei cosiddetti benefici carcerari, perché le cose dobbiamo dirle ai cittadini. Allora, sono state approvate nel corso di 5 anni una serie di norme che avevano un obiettivo specifico dichiarato, che era quello di ridurre la popolazione carceraria, evitare che la gente vada in carcere. Perché c'è il problema del sovraffollamento carcerario, perché ci sono i problemi delle gestioni delle carceri, perché ci sono poche carceri, sono troppo piccole, ci sono troppi criminali, troppi stranieri e quant'altro. Però aver approvato questa serie di norme ha portato a far sì che il cittadino ha capito, perché finalmente ha capito, che ormai non si va più in galera, che il criminale resta impunito, che non vi sono dei rimedi efficaci per combattere la criminalità. Ora, la maggior difesa che può avere il cittadino ovviamente è che sia lo Stato a difenderlo, non che sia se stesso a difendersi, perché se arriviamo a quel punto per cui uno si deve munire di un'arma, ma parliamoci chiaro, qua anche il Presidente, non è che approvando la legge sulla legittima difesa, la modifica sulla legittima difesa, tutti possiamo dotarci di armi. No. Certo che no. Ci sono dei porti d'armi specifici. Sì. Tu non è che puoi sparare sempre solo per il fatto che ti sei comprato l'arma, anche comprare un'arma deve essere autorizzata, virgolette, poi il Presidente potrà anche dirci. Per cui non è che con la legge della legittima difesa tutti si armano. Però, ecco, quello che noi vogliamo dire è questo: dobbiamo avere delle norme per le quali l'offesa deve essere punita, ovviamente. sempre. Dobbiamo essere difesi dallo Stato, dalle leggi, dai magistrati. Se non facciamo questo passaggio non possiamo lasciare ai cittadini se stessi che si tutelino da soli, perché vuol dire quello è anarchia, vuol dire che siamo allo sbando. Io prendo la telefonata, però la sensazione che ha la gente è un po' questo, no? Perché un po' è questo, è inutile nascondersi dietro il dito. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco. No. Il governo non tutela, i magistrati, anzi i magistrati sono contenti che siano degli omicidi eccetera, e praticamente produce lavoro questa situazione. In Svizzera c'hanno le armi e non succede niente, è possibile. Noi abbiamo le armi che corrono 30 milioni di auto che corrono e falciano chi è lì ad aspettare il pullman. Cosa vogliamo? Io voglio la parità dei diritti, voglio che le stesse armi che hanno i delinquenti li possa avere anch'io, e basta. E poi vediamo un po', per legittima, ma quale legittima difesa se mi arriva uno in casa non a mezzogiorno a chiedere un bicchiere d'acqua, ma a mezzanotte una? Come fa? Quello lì cosa fa? Non viene a chiedere per favore, non viene a chiedere niente, viene a rubare e basta, con le armi in pugno. E io cosa faccio? Cosa ho? C'ho una forchetta, c'ho un cucchiaio, un coltellino, cosa ho? Mandi, grazie. Grazie, allora grazie Franco da Udine. Allora... non vorrei essermi spiegata magari male, perché sento il telespettatore. Allora, la legge che ha proposto la Lega sulla legittima difesa è proprio questa, cioè dice ci deve essere una presunzione di legittima difesa. Oggi per dimostrare che la difesa è legittima devi dimostrare che c'è una proporzionalità fra la difesa e l'offesa, nel senso che se uno ti colpisce con un sasso ti devi rispondere con un sasso, se uno con un bastone ti deve avere il bastone, cioè diventa un qualcosa di macchinoso e di difficile. E poi altri elementi. Quello diciamo noi è una presunzione di legittima difesa, cioè, ovvero quello che ha detto il telespettatore e nei domicili di notte se sei travisato in gruppo
allora in quel caso lì tu hai una presunzione di avere agito per legittima difesa. Questo è il contenuto, cioè, e per far passare il messaggio che il domicilio deve essere sacro. Cioè domicilio e pertinenze, che può essere il garage, che può essere il tuo giardino, perché poi non dimentichiamolo, perché uno può essere in garage in altri posti. Senta, mi spiega il miracolo dell'aumento in maniera importante delle persone che decidono di approcciarsi alla disciplina sportiva, cioè la crescita dei permessi sportivi del quasi 20%, sì. cioè il 2013 e 2015 sono aumentati, sono passati da 1.094.487 a 1.265.484, escludiamo gli ultimi dati perché poi è un modo per avere più facilmente un'arma o stiamo diventando un popolo di appassionati? Cioè, ma è difficile... siamo tutti colpiti dagli ori olimpici o siamo... Beh, l'effetto dell'attività sportiva e degli ori olimpici c'è, ma quello è costante negli anni con le cadenze degli eventi olimpici. Ogni 4. Ma è così, ogni 4 anni c'è questa piccola impennata. Insomma, allora, c'è una grossa flessione delle licenze di porto di fucile per uso venatorio. Questo per diversi motivi, anche per i costi, perché le concessioni governative che sono obbligatorie perché il titolo sia valido, mentre fino a qualche anno fa, se non ricordo esattamente in che anno è entrato in vigore questo, si poteva acquistare, trasportare le armi, le munizioni anche solo con il libretto, che vale 6 anni e senza dover pagare annualmente 170, io non sono cacciatore ma mi pare sia poco più di 170 euro di concessione governativa per l'attività venatoria. Quindi molti cacciatori che rimangono comunque appassionati di tiro, che fanno il tiro al piattello, che vengono al tiro a segno, hanno deciso di ridurre i costi e di semplificare questa loro richiesta di documenti fatta a loro passando al tiro, alla licenza di porto di fucile per tiro a volo, che è più semplice e più economica. Sicuramente ci sono anche degli aumenti dovuti al fatto che a forza di sentir parlare, anche se non ci sono grandi convinzioni in origine, però si sente parlare di tutte queste trasmissioni e armi, la difesa con le armi. Io sono un grande appassionato anche dell'evoluzione storica dell'arma, oltre che dell'impiego sportivo dell'arma. Però cioè, se uno mi viene a dire ma io mi compro un'arma per difendermi, sarei tendenzialmente portato a dire prenditela per fare il tiro a segno, per fare il tiro a piattello o per altre discipline. In questo aumento ci sta quello, ma da noi non è così consistente. Io mi sono fatto fare anche una stampa ieri dal nostro segretario delle iscrizioni. Siccome le sezioni del tiro a segno nazionale sono le uniche che possono rilasciare la certificazione di idoneità al maneggio delle armi, io ho guardato, adesso lasciamo stare il 2018 perché attualmente la sezione di Padova, che è una delle più grosse del Veneto, forse la più grossa anche, noi abbiamo nel 2017 3.751 iscritti, nell'anno precedente, 2016, erano 4.013, però 103, però c'era da tenere presente anche che c'è stato il decreto legislativo 204 che ha obbligato i detentori di armi che non avevano il titolo a fare il certificato medico. Il 1° maggio del 2014, 2015, 2015, mi ricordavo noi abbiamo avuto un'impennata di richieste in quel momento lì, tra l'altro tutte in quei pochi mesi poco del prima, nonno, perché si chiedeva ma come mai venite tutti adesso, e ci spiegavano, ci davano, quindi è un dato che ha una certa attendibilità. Avete anche voi una bolla? È una bolla. Sì, è una bolla. Però insomma, cioè, siamo abbastanza in linea. Non ci sono, calano molto, sono calati molto appunto le licenze di porto di fucile per la caccia, sono in grossa diminuzione le licenze di porto di pistola per difesa personale. Tipo quello che non so, rappresentante ora, sì, queste cose qui. Questa è una licenza che ha validità di 1 anno e ogni anno bisogna rifare tutta la richiesta, presentare le motivazioni, per cui non è una licenza che viene rilasciata come la licenza di caccia e quella per il tiro a volo.
senza motivazione, deve essere motivata e l'autorità di pubblica sicurezza, cioè la prefettura che rilascia questo titolo, tendenzialmente è portata a ridurre per indicazioni ministeriali queste licenze. Allora io devo chiudere, però voglio anche, Presidente, ricordare che chi fa l'uso dell'arma, appunto utilizza l'arma d'uso sportivo, la deve tenere custodita con tutto quanto, cioè non è che la può portare quando vuole in giro. No, no. Ci sono delle regole molto ferree. Il porto è limitatissimo, porto vuol dire spostare l'arma avendone la disponibilità. Il trasporto, cioè spostare l'arma senza averne la disponibilità immediata, è consentita da tutte le licenze di porto d'armi, per andare al tiro a segno, ai campi di tiro e basta. La detenzione è per l'acquisto bisogna avere i titoli di pubblica sicurezza, che sono le licenze di porto d'armi o il nulla osta come alternativa. Una volta acquistata l'arma bisogna formalizzare la denuncia di detenzione, per cui questi dati vengono trasmessi tutti. Insomma, sono degli storici, è tutto controllato. Mi pare che alla fine si stia cercando con tutta questa normativa di disarmare gli onesti che vanno a farsi i porti d'acqua e armiamo i disonesti. Stefano, io sono in chiusura, abbiamo grandi speranze che qualcosa si sblocchi. Senta, io adesso concludo e insomma è tutto nelle mani di chi si prenderà queste patate bollenti in un futuro, Stefani. Allora, io la ringrazio davvero molto. Ringrazio Erika Stefani, senatrice della Lega Nord, il nostro espertissimo Marco Piovan, presidente del Tirassegno Nazionale di Padova, ma consulente balistico di lavoro. Io la chiamerò una volta, sono molto curiosa. Verremo tutte e due. No, devo chiudere. E ringrazio tutte le persone che hanno chiamato, che ci hanno seguito, quindi avete avuto delle indicazioni intelligenti e fatto una riflessione anche sul peperoncino, che non è la manna che cade dai cieli. Noi torniamo domani, grazie, arrivederci.